Mi chiamo Magagnin Alessandra, sono la titolare e gestisco il rifugio Pranolz, che è questo, che è stato costruito da mio nonno Magagnin Germano nel 1950 e nel corso degli anni l'abbiamo ristrutturato in più riprese fino ad arrivare all'ultimo intervento importante, che è stato quello del 2017, anche in merito ai fondi che ho ricevuto dall'Unione Europea tramite la Regione Veneto, che mi ha permesso di abbellire il rifugio, di realizzare un mio sogno, di recuperare la vecchia stalla, di ristrutturarla per dare sempre più servizi e per far sì che un ospite che viene qui da noi a Pranolz stia bene. Le potenzialità di questa zona sono enormi. Noi abbiamo già creato una rete che è la Valbelluna Green Net tra operatori del settore, è un mix tra servizi, chi noleggia le bike, tra aziende agricole, ristoratori bed and breakfast, e poi ci sono comunque altre aziendine bellissime che anche se non sono nella rete, ma di fatto facciamo rete d'impresa, perché ognuno nel proprio posto poi si avvale delle aziende di chi produce la marmellata. Abbiamo le latterie in questa zona qua, 3 bellissime latterie che fanno ancora la produzione del formaggio come era una volta con il latte a crudo, quindi sono tutte caratteristiche che soprattutto in questi ultimi anni la gente sta rivalutando tantissimo e sceglie di venire da noi proprio per questo. I risultati sono stati sorprendenti perché la gente da subito ha apprezzato l'intervento e sono stati anche dei risultati economici, perché abbiamo avuto e visto l'incremento del fatturato. Investendo sulle strutture anche con questi aiuti riusciamo a lavorare meglio, a sopravvivere, ma soprattutto a lavorare di più, avere dei risultati sorprendenti, e la gente sicuramente che viene nelle strutture è disposta a spendere di più, però se noi diamo servizio, qualità e ospitalità. Il fatto di aver avuto il finanziamento mi ha permesso di completare i lavori prima e di aiutarmi proprio a livello sì economico, sì, però mi ha permesso di realizzare un mio sogno in tempi brevi e di avere subito una risposta anche dalla parte della clientela.